Seconda Corinzi, capitolo 3. I ministri della nuova alleanza. Sto cercando forza di raccomandare me stessa. A me non servono come a tutte le altre lettere a raccomandazione, scritte per voi e a voi, perché voi stessi da lettera mia. Questa lettera è stata scritta in do cuore vostro e viene leggiuta ancora innanzi a tutto quanto voi. È chiaro che voi stessi siete una lettera di Cristo, che è stata scritta a me, non con chiostre, ma con spirito di Dio, con patavoletta e prete, ma rinde il cuore vostro. E questa è la fede che noi teniamo innanzi a Dio per mezzo di Gesù Cristo, perché non sarebbe capace di portare innanzi una fatica come questa, solo che forza meglio. E statistica che mi ha fatto diventare capace e essere un servo in alleanza nuova, che non viene a rindare una legge scritta, ma viene a rindare a chi lo spirito cangerà la vita. Un ministero cristiano. La missione era la legge, scritta a coppa e tavola e prete, fu stata con tanta rolia che tutti gli israeliti per un certo tempo non potevano manco guardare in faccia a Mosè. Mosè che la missione era la legge, che pure portava rinda la morte, fu a così che in rolia, quando più sarà più gloriosa che la missione dello spirito. Sì che la missione era la legge, che faceva conoscere la condanna, fu chi in rolia, sarà assai più chineroli che la missione, che ci fa conoscere che Dio ci sta portando la salvezza sua. Anzi, tutto quello che prima era chineroli, mo è scomparuto innanzi a questa rolia che è assai più grossa di quella. Perché essere che voi, sì quella che romana solo per poco e sarà tanta chineroli, assai più chineroli sarà quella che romana per sempre. O vele Mosè. E proprio perché noi teniamo questa speranza, potremmo parlare con una rossa franchezza. Non facciamo come a Mosè che doveva mettere un velo in coppa faccia sua, perché l'ebrei non voressero scomparire chi luce per un'ora, che durava solo per poco. Ma chi lo velo è rimasto innanzi all'occhio loro, insino oggi, e tutto ciò che vede loro è rimasto ancora affuscato, quando si stanno mettendo a leggere il Vecchio Testamento. Perché chi lo velo potrà essere ruato a mezzo, solo a mezzo di Gesù Cristo. E ancora ma quando loro smettono a leggere il libro di Mosè, chi lo vela fa affuscare tutto ciò che vede loro. Perché come sta scritto in da Bibbia, chi lo vela sarà luato innanzi all'occhio loro, solo quando si convertiranno in do Signore. In da chi stu passo Signore è spirito, e ad questo spirito ci sta libertà. Ma tutto quando noi guardiamo senza tenere chi lo vela in faccia, tutta la rolia del Signore. E una rolia sempre più rossa che non ci farà cagnare, non ci fa diventare suo essa. Questa è quella che sta facendo che lo spirito, lo Signore.